francamente siamo preoccupati, lo abbiamo già comunicato anche a livello ministeriale, non è che discutiamo il Green Pass, però sicuramente la sua applicazione. Già ieri il presidente di Federalberghi Veneto Schiavone aveva espresso le sue preoccupazioni sull'applicazione del Green Pass, che in questo momento coinvolge anche alcuni servizi interni agli hotel come la ristorazione. Lì fa eco l'assessore al turismo Caner che pone le medesime perplessità. Capire per esempio se chi alloggia in albergo e non ha il Green Pass deve mangiare o fare la colazione solo all'esterno o può farlo anche all'interno dell'albergo. Dal governo dunque si attendono quanto prima chiarimenti per evitare le tanto temute disdette. È vero che per il momento fortunatamente la situazione regge, ma perché? Perché molti di loro sanno che possono disdire anche fino a 48 ore prima, molti prenotano in maniera online e quindi sanno che c'è questa possibilità. Quindi aspetteranno l'ultimo giorno, ma aspettano nel frattempo che ci siano chiarimenti. Dopo un giugno tiepido, a luglio e agosto la situazione sul fronte prenotazioni è più che soddisfacente. L'auspicio è che la stagione non venga compromessa dall'incertezza che regna intorno al certificato verde. Se non avessimo avuto questa incertezza che comunque non ha compromesso ad oggi la stagione, noi potremmo parlare tranquillamente di un luglio e agosto molto ma molto buoni, anzi addirittura agosto con indici di prenotazione che salgono oltre l'80% e in questo periodo è molto significativo. Ecco, quindi auspichiamo che ci sia a breve un po' di chiarezza per evitare le disdette dell'ultimo minuto.